Giuseppe Galli, allenatore delle Marche, appena conclusa una partita pirotecnica, chiamiamola così. Sì. Le tue impressioni? Sì, diciamo una partita un po' strana per noi. Abbiamo giocato contro una buona formazione coriacea sicuramente come l'Abruzzo, non ci siamo espressi al meglio, stavamo vincendo facilmente il primo set, poi le mie ragazze hanno deciso di spegnersi e perderlo con 11 punti, errori punto. E poi adesso l'epilogo su una palla un po' dubbia, una situazione un po' così, con un cartellino giallo dato all'allenatore avversario. Una partita nata male per lui e finita bene, perché alla fine abbiamo vinto la partita 2-1, però dal mio punto di vista, dal punto di vista della prestazione delle mie atlete, insomma, ci siamo espressi molto male. Questo un po' mi delude, mancava un atleta oggi perché ha la febbre, ma non è quello che fa la differenza. Mi aspetto dalle mie ragazze una bella reazione, che sarà una cosa necessaria, perché così non possiamo giocare. Domani sono due partite molto importanti. Domani saranno due partite importanti, sicuramente difficili, sicuramente la Toscana è una squadra, una corazzata, quindi sarà la partita finale, speriamo che sia decisiva per il primo posto, che vorrebbe dire che siamo arrivati lì con un'altra vittoria, e spero che le mie ragazze cambino nella notte il loro atteggiamento. In bocca al lupo alle Marche allora. Crepi il lupo, grazie. Ciao, grazie. Ciao.